Al via anche ad Agrigento e nella nostra provincia il nuovo anno scolastico. Sono già diversi gli istituti superiori che hanno aperto i cancelli per la nuova accoglienza alle prime classi, per gli alunni che si vedono aprire il mondo della scuola superiore. Tutto ciò grazie a un lavoro impegnativo e certosino, durato tutto il periodo estivo, effettuato dall'Ufficio Scolastico Regionale di Agrigento, diretto dal dottor Raffaele Zarbo. Un lavoro difficile anche per la soluzione della problematica dovuta alla famosa legge 104 che tanto scalpore ha avuto negli anni precedenti nella nostra città, scalfita anche da inchieste giudiziarie pesanti. Qualificata e variegata anche l'offerta formativa che i nostri istituti scolastici offrono. L'anno scolastico sta iniziando a macchia leopardo già in tutti gli istituti. Voi qual è stato il vostro ruolo per poter coordinare tutto l'insieme non solo ad Agrigento ma in tutta la provincia? Noi abbiamo dovuto entro il 31 e credo che siamo stati la prima provincia a finire tutte quelle operazioni propedeutiche per l'avvio dell'anno scolastico, quindi la sistemazione, lo dico in termine un po' volgare, dell'autorizzazione e l'assegnazione provvisoria di tutti i docenti e del personale ATA. Ovviamente siamo collegati con tutta l'Italia, quindi ci saranno ancora qualche rettifica da fare, però possiamo dire che le scuole inizieranno, già sono partiti alcuni istituti, in questa settimana concluderemo con tutti gli altri, possiamo dire che l'avvio c'è. Certo, c'è ancora da perfezionare con le supplenze annuali per quei posti dove non abbiamo docenti di ruolo, che completeremo questa settimana. Il problema della 104 in qualche modo è un problema spinoso che affligge la provincia, ma non solo. Come lo avete affrontato? È il solito problema, noi attenzioniamo moltissimo tutti coloro che hanno prodotto istanze e hanno ottenuto l'avvicinamento nella nostra provincia con la 104, per questo come sapete noi poi ci attiviamo per l'attivazione della verifica delle certificazioni e così via, anche delle eventuali visite propedeutiche per la conferma. Ma quando parliamo di 104 guardiamo anche e soprattutto al ragazzo, che è il vero nostro, la nostra vera attenzione va su questo, e alle famiglie di questi ragazzi. Ci sono docenti per esempio che non riescono a raggiungere questa terra con i bambini gravissimi, non ci sono dei percorsi per loro, perché noi non abbiamo una certificazione che ci permetta, ma non è il nostro compito, non siamo medici, di dire a chi spetta e a chi non spetta. Per noi sono tutti che hanno la 104 dei figli e però non riescono ad avvicinarsi, e questo è un dramma, perché ci sono tantissime, pensate, solo alla primaria 34 mamme che hanno chiesto, hanno ottenuto 2-3 soltanto, alla scuola dell'infanzia 12, con figli gravissimi, a volte figli che stanno per, non so come dire, però voi mi capite, e che però non riescono a avvicinarsi a questi ragazzi e rimangono fuori dalla nostra provincia. Ci vuole un intervento normativo, ci vuole un intervento di legge. Io vorrei anche dire, così come la legge 100 per i militari, si tratta di poche persone rispetto a tutti i militari d'Italia, poche persone, perché per loro non c'è un percorso che la legge possa prevedere per dare loro la possibilità di stare accanto a questi figli bisognosi?